MDN Veneto incontra Manuel Brusco, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, stamattina noi nel nostro Buongiorno Web avevamo anticipato che oggi ci sarebbe stato il Consiglio regionale. Lei vi ha partecipato come consigliere. Quale report ci può dare di questa intensa giornata di attività consiliare? Ma allora, oggi, se non erro, è la 255esima seduta di Consiglio regionale, sarà la penultima di tutta la legislatura, quindi questa settimana, martedì oggi, poi la settimana prossima sarà l'ultima seduta. Il primo è il cosiddetto piano trasporti, che è lo strumento con cui la Regione Veneto disegnerà le infrastrutture e la mobilità dei cittadini del Veneto per i prossimi 10-15 anni, insomma, con un obiettivo di lungo termine. Non siamo arrivati alla votazione finale che faremo martedì prossimo, in quanto il Consiglio è stato sospeso prima delle ore 19, poco prima delle ore 19. Poi entrerò nel merito anche di questo punto. Ma attorno nella pausa pranzo è stata finalmente costituita la commissione d'inchiesta sui gravi fatti dell'emergenza sanitaria nelle strutture nelle case di riposo, per dirla in breve, nelle RSA, nelle residenze per anziani, durante appunto l'emergenza coronavirus. È stata una commissione richiesta dal Movimento 5 Stelle Veneto, avrà il compito di raccogliere la documentazione delle singole case di riposo, ma anche di parenti del personale medico, infermieristico che lavora nelle strutture per anziani, e protocollare un fascicolo da consegnare, io credo, alla Procura. Io sono stato presidente di una commissione d'inchiesta 2 anni fa in Regione Veneto, quella sull'inquinamento, e io, da presidente di commissione, ho raccolto la documentazione e l'ho consegnata in mano alla Procura della Repubblica. Un gesto, insomma, che viene fatto in chiusura di legislazione, però è fondamentale, è importantissimo questo atto che viene fatto per tutelare soprattutto i cittadini. Certo, era importantissimo che partisse la commissione, anche perché ora lei non dovrà seguire i tempi della legislatura, potrà lavorare comunque fino a settembre-ottobre, per cui fino alle prossime elezioni. Quindi di tempo per produrre e raccogliere informazione ce n'è. Io credo che sia importante, e anzi, io sul territorio veronese mi sono occupato insieme ai consiglieri comunali, insieme a degli attivisti, di raccogliere informazioni. Abbiamo già depositato delle informazioni nelle sedi opportune, però lo dico a tutti chi guarderà questa puntata, registrazione, se avete informazioni o voglia di dire la vostra, contattate il Movimento 5 Stelle di Verona o il sottoscritto, e mi farò portavoce in questa commissione per dare la voce ai veronesi, comunque anche agli altri cittadini del Veneto. Parlo da rappresentante del territorio all'interno di questa commissione. L'abbiamo voluta noi, per fortuna è partita. Avevamo un po' paura che facessero ostruzionismo e non la facessero partire, invece è partita. Quindi insomma ci sarà tanto da lavorare, e spero che possa essere utile come è stata la commissione d'inchiesta sull'inquinamento in Veneto. Poi abbiamo discusso il piano trasporti. La discussione che c'è stata oggi, che ci sarà martedì, noi trarremo le nostre conclusioni, ma lo dico fin da subito, è un piano che non rispecchia il modo di vedere il mondo del Movimento 5 Stelle, ovvero, intanto, è un piano che risale al 1990, con tutte le grandi opere concepite durante l'era Galan. Noi abbiamo chiesto di stralciare tutte quelle infrastrutture, tutte quelle grandi opere che cementificheranno il nostro Veneto, che sono inutili, come qui in provincia di Verona la Nogara Mare. Cioè, sono autostrade pensate 30 anni fa, mai partite, e quindi sono il primo a dire: noi abbiamo chiesto di stralciarle, non ci sarà questa disponibilità da parte della maggioranza, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Lista Zaia in Consiglio regionale, per cui noi solo per questo motivo siamo contrari anche perché non è un piano innovativo, quindi non sperimenta le nuove tecnologie, non è attento all'ambiente e non tiene in considerazione degli effetti del coronavirus, perché per dire Confindustria
che sicuramente non è Movimento 5 Stelle, ma anche la società aeroportuale Verona-Venezia, la SAVE, ha detto che questo piano non è più attuale. Chiaramente gli assembramenti sono vietati, comunque cambieranno i modi di trasporto per il futuro. Pensate al SAVE, quindi gli aeroporti, come si dovranno adattare nel tempo. Quindi noi siamo contrari, vedremo come va la discussione, se qualche proposta migliorativa verrà accolta, però credo che ci sarà poco spazio, anche perché, ripeto, sarà l'ultimo consiglio regionale il prossimo di 5 anni di legislatura. D'accordo, allora noi ci rimandiamo la settimana prossima in modo che ci potrà relazionare ancora meglio e più dettagliatamente di quali sono gli sviluppi del processo legislativo di questa ultima di questo scorcio di legislazione regionale. Grazie consigliere di essere stato con noi e di averci raccontato cosa è accaduto oggi in Consiglio regionale Veneto. Grazie. Grazie mille a tutti voi, grazie alla redazione. Mayday, Mayday, up and shoot, Mayday.